Buongiorno a tutti, siamo qui pronti per una nuova puntata del nostro podcast per provare a rispondere alle vostre curiosità. Cuffia, microfono e davanti a me Davide Savelli con le vostre domande che oggi che caratteristiche hanno? Chiedilo a Barbero, un podcast di Cora Media e Intesa San Paolo On Air. Puntata che va un po' sull'intimo, professore. Inutile dare tante spiegazioni, meglio leggere subito la prima domanda di Ambra, da Fermo. Buongiorno, mia figlia Greta di 5 anni mi chiede se gli antichi romani portassero le mutande. E io allargo la domanda: quando e dove è stato inventato l'intimo? Chiede sempre Ambra. Dunque, vediamo un po'. Vabbè, noto che non hai letto. Complimenti al professor Barbero, che adoro e stimo da sempre. Queste cose non bisogna tagliarle. Ecco. No, allora, dunque, le mutande in una forma o nell'altra sono sempre esistite, però non è così chiaro quanto fosse abituale portarle nell'antichità. Mutande poi, come dire, è una parola grossa, ecco, perché parliamo piuttosto di perizomi. Nel mondo antico, da quello che sembra di capire, si parla di varie forme di perizoma, che può essere anche semplicemente un tessuto annodato intorno alle reni. Può essere quello che oggi si chiama anche un cache sex. Pare che il faraone Tutankhamen portasse diversi cache sex uno sopra l'altro, almeno nella mummia hanno ritrovato qualcosa di questo genere. Però appunto non è chiarissimo quanto queste forme di perizomi venissero usate abitualmente. Voi sapete che i greci e i romani portavano abiti tendenzialmente non aderenti, non portavano i pantaloni, avevano quindi tuniche di vario genere che comunque erano vestiti abbastanza morbidi, flosci. Cosa portassero sotto non si capisce bene dall'iconografia. Noi sappiamo appunto che esistevano perizomi e che esistevano fasce per le donne che coprivano il seno, quindi sostanzialmente paragonabile dei reggiseni, ma lo sappiamo dall'iconografia, tanto per cambiare, cioè come sempre dalle immagini, mosaici di ville romane. E queste immagini cosa rappresentano? Rappresentano sportivi, rappresentano ballerine, rappresentano persone che stanno facendo attività sportiva. E allora in quel caso, mentre i greci a un certo punto hanno deciso che per fare sport ci si mette nudi e la cosa finisce lì, invece i romani non hanno mai fatto sport nudi, qualcosa addosso volevano avere. E quindi, mentre è chiaro che lo sportivo, ma probabilmente anche lo schiavo in maniche di camicia, anzi che si è tolto anche la camicia perché sta facendo un lavoro molto pesante in piena estate e allora si hanno dato qualcosa alla vita, non è così chiaro se questo tipo di, appunto, underwear, come dicono giustamente gli inglesi, no? Roba che si porta sotto, fosse di uso comune nel mondo antico. Era invece sicuramente di uso comune nel Medioevo. E questo lo sappiamo non solo dall'iconografia, in questo caso, anche se abbiamo immagini di persone, che ne so, torturate o impiccate, li metti nudi, ma non gli togli le mutande. Le mutande ce le hanno tutti. Ma lo sappiamo anche da un altro tipo di fonte, e cioè le vite di San Francesco. Perché San Francesco, il quale ha suscitato fra i suoi seguaci, i frati francescani, scontri molto duri su fin dove si deve spingere la povertà. Lui voleva una povertà rigidissima, non bisogna possedere assolutamente niente. Poi dopo che lui è morto, l'ordine francescano si è abbastanza spaccato fra quelli che dicevano sì, vabbè, lui era un santo, lui poteva permetterselo, ma siamo realisti, adesso non è possibile, non possiamo più dormire in capanne di frasche, abbiamo bisogno di edifici, non è più possibile non possedere proprio niente. E c'erano gli altri che invece dicevano no, non ti ha mica obbligato nessuno a farti francescano, i frati non devono possedere niente, lui su questo era molto rigido. E quando scrivevano i loro ricordi di San Francesco, gli estremisti scrivevano molto volentieri, raccontavano molto volentieri quelle storie in cui San Francesco aveva detto chiaramente in faccia a tutti che il frate non deve possedere niente. E dunque ci sono tutte le storie, per esempio, dei problemi che aveva Francesco con i primi frati colti che avevano dei libri e in base alla regola non avrebbero dovuto possedere dei libri.
Teniamo conto oltretutto che i libri costavano carissimi, non avevano ancora inventato la stampa, quindi un libro costava l'equivalente di migliaia di euro. E ci sono molte storie di San Francesco a cui un frate viene a dire: ma io sono uno studioso, ho dei libri, come faccio con la povertà? Vero che li posso tenere? E San Francesco regolarmente rispondeva: frate, quando uno dei miei frati ha la tonaca e le mutande, ha tutto ciò che può possedere. Quindi perfino San Francesco neanche le scarpe gli permetteva. Ogni tanto aggiungeva: e se è malato o c'è un problema, allora anche le scarpe, se no niente, scalzi. Ma le mutande facevano parte del corredo strettamente indispensabile. Nessuno è così povero che non abbia le mutande sotto l'abito. E quindi diciamo che per il Medioevo non ci possono essere dubbi. Restiamo in zone intime, leggo la domanda di Fabio da Roma che è meglio. Ho una particolare curiosità. Quando si sviluppa il concetto di cura e igiene personale nella storia? Inoltre chiedo, visto che la presenza della stanza da bagno in casa è abbastanza recente, come ci si organizzava per i bisogni primari? Esempio neonati, ciclo femminile, lavaggio dei capelli, eccetera, eccetera. Scusi, e già che ci siamo aggiungo anche quella di Tommaso che ci scrive dalla Germania e vuol sapere, leggo, come facevano le neomamme nell'antichità senza pannolini? C'è qualche fonte antica che parla della maternità nei primi anni? E allora, come al solito appunto, siamo sempre di fronte a questo tema della nostra fatica di immaginare come si poteva vivere senza tutte le nostre comodità moderne. Dopodiché sul senza bisogna stare attenti. Sia che parliamo dei neonati, sia che parliamo del ciclo femminile, è chiaro che i pannolini sono sempre esistiti, ma non erano i pannolini nostri, non erano usa e getta. Si andava avanti con delle pezze di stoffa che poi venivano lavate. Ma il concetto che in certi momenti bisogna avvolgere c'è sempre stato. Era semplicemente molta più fatica. Voleva dire appunto dover fare il bucato anche di questo genere di cose. Dopodiché, come dire, è chiaro che a noi sembra molto difficile tenersi puliti in assenza delle nostre comodità e ognuno di noi in cuor suo sospetta che se non avessimo l'acqua corrente e l'acqua calda in casa anche noi ci laveremmo molto meno di quello che facciamo di solito, e certamente in passato ci si lavava meno di quello che facciamo noi, ma non è assolutamente che non ci fosse l'idea. Comunque si teneva, ecco, quando si chiede quando nasce l'igiene personale. La cura e l'igiene personale in un certo senso ci sono sempre state. Non c'è mai stata un'epoca in cui se uno puzzava gli altri non se ne accorgevano. Ecco, sempre ci si è preoccupati di come si era percepiti. Poi è chiaro che, come dire, la sbarra in passato si metteva molto più in alto rispetto a quello che facciamo noi. Lavarsi la testa ci sembrerebbe difficile. Io devo dire che da ragazzino mi dicevo: ma non avevano il phon, come facevano a lavarsi i capelli? Poi ho scoperto che si può fare eventualmente anche quando manca la corrente elettrica, ti riesci lo stesso, ma in realtà si lavavano la testa. Io ricordo una delle mie maestre, Chiara Frugoni, che sono contento di ricordare dato che è scomparsa da non tanto tempo. In uno dei suoi libri, uno dei più belli, che si chiama Storia di un giorno in una città medievale, Chiara parla anche proprio di tutte queste cose, e lei, che di fonti ne conosceva tante, dice era abbastanza abituale, specialmente per le donne, lavarsi la testa una volta alla settimana, il sabato. Il sabato ovviamente è il giorno della pulizia, perché poi domenica è quando vai a messa, quindi è quando incontri gli altri. Ancora oggi noi abbiamo un po' il modo di dire vestito a festa, l'abito della domenica, e le donne medievali si lavavano la testa il sabato. E poi ci sono i neonati. E i neonati, si sapeva benissimo che i neonati hanno bisogno di essere tenuti puliti e lavati comunemente, a partire dal momento in cui sono nati. Il momento in cui il bambino nasce è il primo bagno della sua vita. Poi magari non ne farà tantissimi altri, ma i neonati li si lava molto. E siccome Tommaso chiede se abbiamo fonti che ne parlano, lui dice fonte antica, forse parlando in termini generici. Io come al solito conosco un po' meglio il Medioevo, l'antichità greca e romana la conosco meno. Per il Medioevo di fonti ne abbiamo ovviamente tante. Ancora una volta, immagini. Com'è la camera di una donna che ha appena partorito?
con l'ostetrica, le comari, le parenti, le vicine di casa tutto intorno a loro, che coccolano un po' la donna che ha appena partorito, le fanno bere il brodo caldo e altre si occupano del bambino appena nato. Lo sappiamo perché per fortuna nella storia sacra c'è l'episodio della nascita di Maria Vergine. La natività della Vergine è un episodio a cui il mondo cristiano medievale era affezionatissimo e quindi abbiamo un'infinità di raffigurazioni. E sempre, quasi sempre, uno degli oggetti in primo piano è ovviamente la tinozza. La tinozza con le donne che vengono a riempirla di acqua calda perché il bambino appena nato bisogna lavarlo. Poi lo avvolgi in fasce e su questo c'era tutta una teorizzazione sul fatto che siccome è fragile, debole, le ossa non tengono, allora bisogna avvolgerlo stretto, e questa era una prassi che a noi appare, come dire, poco azzeccata, e invece lo si è fatto fino a non moltissimo tempo fa, di fasciare il neonato. Però poi il neonato veniva sfasciato, liberato dalle fasce parecchie volte al giorno. Quindi anche se non c'era il concetto del pannolino usa e getta, il neonato diverse volte al giorno lo spogliavi e gli facevi il bagno, lo lavavi e lo pulivi. E su questo non abbiamo soltanto appunto le fonti iconografiche, le immagini, abbiamo i trattati di medicina. Medioevo scrive su tutto. Abbiamo anche fonti come il racconto di quando l'imperatore Federico II, che era uno che amava gli esperimenti scientifici, volle scoprire qual è la lingua primigenia dell'umanità. E cioè, che lingua parlava il primo uomo? Come fare a scoprirlo? Prendiamo dei neonati, li alleviamo senza parlargli in nessuna lingua e vediamo in che lingua parlano. L'esperimento di Federico II andò poi male. Il Fra Salimbene che lo racconta, il grande cronista francescano del 200. Salimbene dice: i bambini allevati senza rivolgergli mai la parola morivano tutti. E dice Salimbene: è ovvio. Come fa a vivere il neonato senza le coccole della balia che continuamente lo parla, lo coccola, eccetera? Però Federico II, che aveva inventato questo esperimento, era stato però chiarissimo sul fatto che il bambino non bisognava mai parlargli, ma bisognava, dice proprio testualmente Salimbene quando riferisce le istruzioni date alle balie, fargli il bagno e tenerli ben puliti. Ecco, quindi su questo non ci sono dubbi. Detto questo, appunto, del Medioevo sappiamo anche che si amava fare il bagno. Lo sappiamo perché non lo si faceva spesso e quando lo si faceva era un grande godimento, un grande piacere. Così come sappiamo che non esistevano più in tutte le città europee le terme come c'erano state al tempo dei Romani. Le terme c'erano soltanto dove esistevano le acque calde naturali, cioè non c'erano più le tecnologie per produrre l'acqua calda in grande quantità e avere i locali termali. Dove c'erano le acque calde nel Medioevo piacevano da matti, a partire da Carlo Magno, il quale nella fine della sua vita scopre questo posto meraviglioso, Aquisgrana, dove ci sono appunto le acque calde e decide: per i miei dolorini è il posto giusto. Dopodiché, quando i crociati vanno in Medio Oriente, scoprono che invece i turchi e gli arabi hanno conservato la tradizione delle terme romane, no? Che infatti noi giustamente chiamiamo i bagni turchi, perché i crociati quando le trovano non si ricordano mica che è una cosa che avevano già gli antichi romani, la considerano una roba turca e quindi tornano a casa dicendo: abbiamo scoperto i bagni turchi. E anche lì abbiamo testimonianze che dicono che ai cavalieri crociati questa cosa piaceva da matti. Il bagno col bagnino che ti massaggia, che ti rade. Abbiamo cronisti arabi che raccontano con stupore appunto la spudoratezza di questi occidentali che scoprono che si può fare il bagno nudi alle terme e farsi massaggiare e radere e la trovano una cosa meravigliosa. Epoche più vicine a noi, il 600, il 700, quando appunto da un lato fa più freddo in generale, ma poi anche la moda è cambiata e gli abiti medievali molto sciolti sono stati sostituiti da abiti molto più aderenti e non ci si spoglia più neanche per andare a dormire. E allora lì l'igiene personale effettivamente è un po' più difficile mantenerla. E rimane normale, non normale, ecco, anche prima l'ho detto, c'erano i pidocchi, c'erano le pulci, non è che alla gente piacessero, non è che la gente fosse abituata. Però ti trovavi a contatto con queste realtà anche a un livello sociale che oggi sarebbe inimmaginabile. In un'altra puntata ho raccontato del diario di Samuel Pepys, che è questo meraviglioso diario inglese del 600. Lui è un personaggio importante, è il capo del Ministero della Marina praticamente. E spesso nel suo diario parla del fatto che c'è questa complicazione con i capelli, è difficile tenerli ben puliti, asciutti, i capelli. È molto contento quando nasce la moda della parrucca,
che nasce proprio alla sua epoca, perché dice così uno i capelli se li taglia corti e non hai più il problema dei pidocchi. E con tutto questo una volta nel diario riferisce: era qualche giorno che sentivo pruriti e mia moglie mi ha guardato in testa, c'ho i pidocchi. E ci rimane malissimo, ben inteso, Però anche a un personaggio di quel livello sociale poteva capitare di scoprirsi i pidocchi. E anche oggi siamo arrivati al tempo. Ce la siamo cavata anche oggi? Sì, dai, forse puntata un po' più corta di altre, ma vabbè, ce lo perdoneranno, facciamo media. Corta anche la segnalazione, ma è stato un testo evocato già dal professore durante la puntata che ci fa piacere ricordare. Storia di un giorno in una città medievale di Arsenio Frugoni e Chiara Frugoni, pubblicato dalla Terza. Certo, che poi ha questo doppio autore, perché Chiara ha fatto questa operazione straordinaria, no? Chiara è sempre rimasta molto attaccata alla memoria di suo papà, che era un grande medievista e che è morto precocemente in un terribile incidente stradale nel 1971. E lui aveva scritto un articolo che si intitolava Storia di un giorno in una città medievale. E Chiara ha fatto un libro dove l'articolo di suo padre è diventato l'introduzione, praticamente, e così è riuscita a pubblicare un libro 30 anni dopo la morte di suo padre, è riuscita a pubblicare un libro in cui figurano come autori lei e suo papà. Bellissimo. Chiedilo a Barbero è una serie podcast di Cora Media e Intesa San Paolo On Air, scritta da Alessandro Barbero e Davide Savelli. Produzione esecutiva Lia Chiovari. Cura editoriale di Davide Savelli in collaborazione con Anna Iacovino e Rosella Bettinardi. Supervisione del suono e musiche Luca Micheli. Post-produzione e montaggio del suono Luca Micheli e Andrea Girelli. Coordinamento post-produzione Matteo Scelsa. Fonico di studio a Torino Riccardo Mazza di Experimental Studios. Fonico di studio a Roma Lucrezia Marcelli. Io sono Davide Savelli e vi do appuntamento alla prossima settimana, ricordandovi che potete inviare le vostre domande via mail all'indirizzo chiediloaBarbero@coramedia.com oppure con un messaggio WhatsApp, anche vocale, al numero 345 09 83 998. E attenzione, da adesso in poi saremo felici di ricevere anche i vostri videomessaggi, in qualsiasi formato vorrete inviarceli. A presto!